Buongiorno, vorrei intervistarla. No, mi scusi, sto entrando in banca, poi il pranzo. Mi scusi, 2 parole per un'intervista? Mi spiace, sto uscendo dal negozio. Corro a preparare il pranzo. Ma è possibile? Stress per la pausa pranzo? Take it easy, bastano 15 euro. Il tuo business lunch è al Sunset. Un primo di mare, una bistecca con contorno, i dessert per i più golosi da 15 euro con caffè e acqua inclusi. Nel piazzale San Gimigliano a Tortolì, il tuo business lunch si chiama Sunset. Sunset Cocktail Bar and Restaurant. 15 euro per staccare davvero nella tua pausa pranzo. Piazza San Gimigliano a Tortolì. Infoline 331 59 54 675. Seguici sui social. Sunset Lounge Bar. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uffa, i capelli! Oddio, i miei capelli! Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Scopri il trattamento Premier per un capello rimpolpato e ricostruito senza sfibrature. Tuo a 25 euro al mese. Per la cura quotidiana, Amy ti presenta tutta la linea Kerastase pre-esposizione con olio e crema. Dopo sole con shampoo e maschera. La sera genera lucentezza con l'olio Elixir Ultim. Il tutto scontato del 10%. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Ancora buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, bentornati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il notiziario e le news dall'Ogliastra. Partiamo subito con Tortolì. Sono ripresi dopo 10 giorni di stop i lavori di pavimentazione del corso Umberto. Erano stati interrotti a causa di un problema sul sistema fognario della via Sassari, traversa del corso Umberto, di fatto quindi facendo slittare la consegna di fine lavori fissata da cronoprogramma per il 22 giugno. Manca ora solo l'ultimissimo tratto, 90 metri al completamento della strada. La squadra dei posatori al completo è operativa anche questa mattina, ancora 10 giorni d'attesa, questo è il tempo previsto per la chiusura del cantiere. Per commercianti e residenti particolarmente provati dai sacrifici di un cantiere in corso da 5 mesi. Intanto all'inizio del corso Umberto, all'incrocio tra via Vittorio Emanuele e via Mameli, sono stati installati dissuasori elettronici a scomparsa che gestiranno il flusso del passaggio delle auto, mentre in buona parte della via sono stati posizionati paletti ad evitare il passaggio dei pedoni. Andiamo avanti con Barisardo. Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di ampliamento dell'asilo comunale. Grazie a un finanziamento di 440.000 euro di fondi PNRR ottenuto dal Comune appunto per il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, reso possibile questo importante intervento che vedrà appunto ampliare l'asilo nido comunale. L'obiettivo è quello di aumentare i posti a disposizione dei nostri bimbi, oltre che alzare il livello qualitativo degli spazi a disposizione, ha commentato il sindaco di Barisardo Ivan Mameli. Passiamo ora a Tortolì. Il Consiglio Comunale si riunisce venerdì 28 giugno alle 11 nell'aula consigliare di via Mameli. Ci sono 4 punti all'ordine del giorno, tra cui la modifica del piano elettorale delle opere pubbliche, l'istituzione della Commissione Pari Opportunità, Politiche di Genere e Diritti Civili, una variante non sostanziale al PUC e infine l'ultimo tema, il più sostanzioso, che riguarda l'approvazione del regolamento dei Deors sul viale Monsignor Virgilio. Andiamo avanti con Lanusei. Si è conclusa nella stadio Lixius di Lanusei la 6ª edizione ogliastrina del campo mitico Villa. 6 giornate di sport per 50 giovani calciatori provenienti da Arzara, Lanusei, Il Bono, Loceri, Barisardo, Tortolì e Loziorai. Il campo estivo è stato organizzato da Renato Villa, noto difensore del Bologna dal 1988 al 1992. Per una settimana con la formula dei campi i giovani calciatori hanno vissuto un'intensa esperienza
esperienza calcistica, seguiti da ex calciatori professionisti come Alberto Villa, figlio di Renato, ex Bologna, allenatore di Serie C, Roberto Russo, ex attaccante del Genoa, del Bologna e dell'Udinese, Maurizio Rossi, preparatore dei portieri Atalanta, Pescara, Bologna, insomma, con tanti nomi importanti del calcio nazionale. L'edizione di quest'anno è stata possibile grazie all'impegno dei dirigenti dell'associazione dilettantistica sportiva Il Bono, la Nusei Calcio e l'Idolo Arzana. A tutti i giovanissimi calciatori è stata consegnata una medaglia di partecipazione. Chiudiamo ora con un evento, la Fiera delle Ciliegie 2024 si terrà alla Nusei dal 27 al 30 giugno, una manifestazione che rappresenta da sempre una celebrazione delle radici culturali, delle tradizioni locali e della bellezza del territorio di Lanusei. Saranno 4 giorni ricchi di eventi, si comincia giovedì 27 con visite guidate ai siti archeologici, la sera poi il concerto Notte Rock degli allievi della Scuola Civica di Musica per l'Ogliastra. Venerdì 28 invece al Museo Civico Ferrai ospiterà esposizioni di hobbisti e mercatini, mentre in piazza Vittorio Emanuele sarà il palcoscenico di gare e di una serata dedicata a balli sardi. Sabato 29 gli appassionati di avventura potranno partecipare a un'escursione di archeo-trekking fino al Bosco Seleni. E poi tanti eventi, ancora domenica ci sarà la sfilata dei gruppi folk dei vari paesi ogliastrini, ma anche del resto della Sardegna, che sfileranno in via Roma. Alle 12 invece si anima il centro storico con ciliegie tra forni e cantine, con diverse proposte di menù per pranzo a base di prodotti tipici. Si conclude alle 17 con in via Roma le maschere tipiche sarde, ci sarà una sfilata, poi una degustazione di ciliegie. La serata si conclude con balli sardi in piazza Vittorio Emanuele. Insomma, un ricco programma di eventi, quello che partirà giovedì 27 giugno alla Nusei e per tutto il fine settimana. Con questa notizia chiudiamo il notiziario di oggi, vi do appuntamento a domani come sempre alle 9:30 circa con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Giancarlo Montoni e Daniele De Murtas. A domani.